Tra i lavoratori, quella dei vigili del fuoco è sicuramente la categoria che andrebbe meglio tutelata a tutti i livelli e ringraziata per i servizi che rende alla collettività tutti i giorni e a tutte le ore, per qualsiasi problema, piccolo o grande che sia, dal salvataggio di persone in difficoltà o per strappare da sicura morte animali come i tanti cani e gatti riconsegnati ai proprietari dopo il provvidenziale intervento delle squadre. Una categoria di lavoratori encomiabile, insomma, che purtroppo non trova il giusto riscontro da parte della politica. Può succedere infatti di vedere i vigili scendere in piazza per sollevare l'attenzione sulle questioni che riguardano il loro stato di dipendenti pubblici. Attualmente, ad esempio, i vigili del fuoco attendono risposte inerenti alle misure di equiparazione retributiva e pensionistica, come ribadisce il sindacato autonomo Conapo, che ha inviato nei giorni scorsi una nota al premier Giuseppe Conte, al capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e al segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. Esiste una situazione, sostiene Angelo Tripodo, segretario provinciale di Agrigento del Conapo, che da troppo tempo penalizza i vigili del fuoco. Tutti, aggiunge Tripodo, a parole dicono di voler risolvere il problema, ma puntualmente tutto passa in secondo piano nei governi. Ecco perché chiediamo rispetto per i vigili del fuoco attraverso il chiaro inserimento della risoluzione sin da subito nel programma di governo. Fin qui il sindacato. Il presidente Conte, nel frattempo riconfermato nella carica, è chiamato ora a rileggersi la nota del Conapo e dare finalmente le risposte che i vigili del fuoco si attendono.